Buonasera e benvenuti alle conferenze del 13 dell'associazione Salus Bellatrix. Per chi non ci conosce, qui siamo nella sede di Sicut, una società benefit che ospita quando c'è la necessità l'associazione in modo gratuito, perché tutti quanti possiamo partecipare a delle conferenze, diciamo così, senza condizioni, visto che per avere le sale in giro bisogna sempre adattarsi a parlare di cose normali, sottotono, e non si può uscire dal seminato. Siccome a noi ci piacciono le cose un po' particolari, ci piace portare alla luce tutto quello che viene tenuto normalmente nascosto, questa è la nostra 151esima conferenza ufficiale. In realtà ne abbiamo fatte molte di più, perché ne abbiamo fatte anche di extra 13. Infatti il prossimo mese, il 13 dicembre, l'associazione compie 10 anni. Quindi io spero di vedervi numerosissimi anche al prossimo appuntamento, perché sarà con noi una persona straordinaria, Mario Hausmann, autore del Manifesto della Sociosofia, che è assolutamente un compendio di tutto quello che noi abbiamo trasmesso e condiviso come informazioni in questi ultimi 10 anni. Questa sera sono molto orgogliosa di avere con noi Giancarlo Cappello e ringrazio di essere qui insieme alla sua gentile compagna. Quando ho letto il suo libro, io l'ho letto un po' tardi questo libro, perché come molti che ci seguono da tanti anni sanno, sono appassionata di agricoltura, abbiamo fatto anche dei convegni nel lontano 2011, abbiamo parlato di tutto di più, dall'agricoltura biologica, biodinamica, sinergica, la AZELIP e chi più ne ha più ne metta. Però la mia passione era già a quel tempo Fukuoka con la sua rivoluzione del filo di paglia. Quando ho letto il libro di Giancarlo ho detto, cavoli, questo è veramente l'erede spirituale di Fukuoka, ma non solo, come diceva qualcuno una volta, tristo è il discepolo che non supera il maestro, o perlomeno le parole sono più o meno queste, se avete capito il senso. E secondo me qui siamo arrivati veramente all'apice. Quindi io vi lascio a questa, spero, graditissima e piacevole serata. Ci sentiamo magari alla fine dell'esposizione per qualche annuncio e le domande. Grazie. Grazie a te. Grazie di essere intervenuti così numerosi. Sono le frasi di rito. Grazie a chi ha organizzato. E, vabbè, mi presento in 2 parole, insomma, perché quello che ha detto lei mi sembra un po' esagerato, quindi voglio riportare, insomma, al livello giusto la presentazione. Coltivo la terra dal 77, più o meno, quando avevo proprio, non dico quanti anni, insomma, 14, 18, vabbè, insomma, non è importante. Da coltivatore agrotecnico, quindi da coltivatore convenzionale di scuola, quindi con i concimi chimici, con i concimi insomma, più velenosi che possiate immaginare per ottenere un raccolto, come se lo scopo dell'agricoltura fosse solo ottenere un raccolto a qualunque costo. Poi invece in realtà abbiamo visto che i costi sono eccessivi e allora insomma, è subentrato un qualcosa di forte, una crisi di coscienza, va bene, dalla professione di agrotecnico, praticata per decenni, ho cercato una strada diversa. E all'epoca, diciamo dagli anni 80 in poi, chi andava più in voga in quel momento erano sì la ZELIP, Fukuoka, Howard e altri coltivatori che avevano impostato in un modo, diciamo, politicamente scorretto la coltivazione. Cioè sostenevano che non si deve fare fatica e che non è una cosa complessa. Cioè come l'agricoltura che non fai fatica, non è più agricoltura, è impropria, è un'agricoltura impropria. Perché chi è un vero agricoltore ha le mani callose, si spacca la schiena, si alza presto la mattina, non guadagna perché deve reinvestire continuamente, prende finanziamenti, deve restituire soldi alle banche. Cioè, l'agricoltura è un qualcosa che tu uomo partorirai con fatica e tu donna lavorerai con... No, forse era il contrario. Cioè, assurdo. Cioè, in realtà
facevano vedere la possibilità a questi coltivatori, che erano eredi di una tradizione antica, antichissima, nascosta dallo sviluppo, diciamo, industriale, capitalista, chimico della società, ma alle spalle in realtà di questi pionieri c'è una tradizione antichissima, Goethe, ma prima ancora Columella, prima ancora Plinio il Vecchio, cioè si può andare veramente molto indietro, cioè tutte figure che già avevano individuato un'agricoltura diversa, con anche in momenti di carestia delle vene di produzione che l'agricoltura che lavorava la terra non riusciva a ottenere. Poi, per vendere i trattori, per vendere la nitroglicerina trasformata in nitrati, per vendere la meccanica delle macchine da guerra a guerra finita, è nata l'agricoltura che adesso viene chiamata convenzionale. E siccome non bastava, l'hanno anche chiamata rivoluzione verde. Cioè io dico, cosa c'è di meno verde di un campo trattato con il glifosate? Però dagli anni 70 si dice che è stata superata la soglia di scarsità nel mondo. Cioè, la soglia di scarsità, da un punto di vista quantitativo, non so cosa farmene. Noi buttiamo via il 33% periodico di quello che produciamo in agricoltura perché non viene consumato. Cioè, materialmente noi non mangiamo tutto quello che viene prodotto dall'agricoltura convenzionale. Quindi il problema non è quantitativo, il problema è che ora c'è la carestia più grave del mondo. Ci sono persone allergiche, persone intolleranti, persone diabetiche, persone malate di tutti i tipi. I bambini sono obesi appena nati praticamente e quando si muore ci si conserva per 50 anni a forza di mangiare i conservanti. Cioè, a me di superare la soglia di scarsità da un punto di vista quantitativo non me ne importa nulla. A me interessa di superare la soglia del piacere e di avere un cibo che sia buono, che sia prodotto da persone tranquille, così mi danno tranquillità, e che sia veramente vicino. Cioè io voglio che le foglie abbiano respirato la stessa aria che respiro io. E allora quella è agricoltura, perché agri vuol dire ager, va bene, che vuol dire terra praticamente, ma se io la terra non la considero come elemento vivo, la considero soltanto come un supporto sterile, nel quale immettere sostanze di tutti i tipi per forzarla a fare uscire un prodotto di scarsa qualità, questa mi viene a mancare la seconda parola, cioè la coltura. È uno sfruttamento che ha portato alla malattia delle persone, perché noi siamo la terra. Quando la terra è malata, noi siamo malati. Noi assomigliamo alla terra. Vabbè, lo dice anche la Bibbia, non è che me lo sono inventato io. Cioè, l'argilla poi ti sputa sopra, gli dà il fiato della vita e questo si muove. Ecco, Adam vuol dire humus, no? Dal sanscrito tradotto poi, ecco, nelle lingue più moderne. Quindi il fatto che sia così la situazione oggi è funzionale. Cioè, le persone deboli perché mangiano male sono più malleabili, sono più facili da convincere, quindi chi vuole venderti un prodotto a chiappacitrulli, va bene, è chiaro che ti vuole anche un po' rincoglionito, e allora va bene che l'agricoltura sia così come adesso, ma io per l'agricoltura intendo territorio, intendo persone che coltivano in un luogo per le persone che vivono in quel luogo, e se qualcosa manca, il cacao, vabbè, lo andiamo a prendere, però il 99% l'agricoltura è quella, quindi se l'agricoltura convenzionale ci ha portato a queste conseguenze, rivediamo un pochino tutto, rivediamo tutto il sistema. Dal momento in cui noi entriamo nella logica perversa dell'agricoltura moderna, che fa fare 14.000 chilometri a un pomodoro, prima che arrivi sulla nostra tavola, va bene, perché passa anche dalla Cina, passa anche dal Ghana prima di arrivare da noi. Cioè, allora, se noi troviamo qualcosa che non va in questo meccanismo, andiamo alla radice del problema. Domanda di base, crisi di coscienza professionale. Come coltivare? Domanda semplice, no? Lo sappiamo tutti, no? Come si fa a coltivare? C'è problema. Si compra un trattore da 2000 cavalli, si fa un debito in banca, va bene? Poi lo si mantiene per tutta la vita a debito, ci si ammala, ecco, questo è coltivare. Coltivare vuol dire dare un'occhiata in giro, fare un bel respiro
e capire che noi siamo in perfetto allineamento con le cose che crescono. Natura vuol dire nascere, come etimologia. Quindi come siamo nati noi, così nasce tutto il resto. Se noi vogliamo far parte della natura, dobbiamo guardare come fa la natura. E allora si entra in sintonia e la coltivazione prende un senso, perché gli animali che stanno meglio di noi non è che coltivano. Noi non siamo animali, noi abbiamo, diciamo, la nostra specialità è il pensiero, più che l'istinto, e quindi usiamo anche questa nostra capacità, che non sono le zanne del leone o le ali per volare, ma che è un bel cervello che funziona, la neocorteccia, e usiamolo per capire. Capire non vuol dire fare 2 più 2, perché 2 più 2 può fare anche 22, può fare qualunque cosa. Non è la scienza di per sé che risolve i problemi, ha combinato solo guai la scienza, la tecnologia scientifica. Quello che risolve il problema è quando ti guardi intorno, anche col cuore, non soltanto col cervello, e allora sì che la commistione comincia a essere in sintonia con la natura. In natura succedono delle cose semplicissime, che non vanno capite, vanno soltanto sentite. Quando cade un seme, nessuno lo mette sottoterra, perché la terra in natura non la lavora nessuno. Una pianta che cresce in quelle condizioni non si ammala. In agricoltura tutte le piante si ammalano. Cresce senza concime. In agricoltura si concima. La terra non è mai scoperta in natura. In agricoltura la prima cosa che si fa, si scopre la terra con l'aratura, con la fresatura, con la zappa, con la vanga. Cioè, c'è tutta una scienza su come fare a scoprire continuamente la terra. Quello che dà energia alla terra, che cos'è? Così a occhio e croce. Non è la fotosintesi clorofilliana che scarica sottoterra energia continuamente tutti i mesi dell'anno e tutti i giorni, tutti i minuti, tutti i secondi di giorno e di notte col sole e con la luna? Allora la lotta principale dell'agricoltura è contro le erbe infestanti, cosiddette infestanti, erbacce, erbe malevole, va bene, erbe che vanno distrutte. Dove vanno a vivere tutti gli esseri viventi che hanno un senso all'interno di un circuito naturale? Vanno a vivere nell'erba sostanzialmente. Quindi se io tolgo l'erba, ho tolto tutto quello che mi dava un equilibrio all'interno della mia coltivazione. Allora, se io parto con l'idea di invadere il territorio e di tenerlo sotto controllo, chi vince? Noi o la natura? Cioè, se tu provi a togliere le lumache con un lumachicida, la prima volta ti può andare anche bene, la seconda volta sei immerso nelle lumache fin qui. Io sto parlando di esperienza, non sto parlando di filosofia. Se in una coltivazione si consente che ciò che la natura ha messo rimane, con un minimo intervento, un intervento animale, non umano, un minimo intervento che può essere quello paragonabile a un castoro, a uno scoiattolo o a un animaletto, un uccellino che passa, la natura trova un suo equilibrio e noi è in quell'equilibrio che ci possiamo inserire. La valorizzazione invece che la distruzione. E questa è la rivoluzione. L'agricoltura che diventa un lasciar fare alla natura, con la nostra presenza. Quando mi chiedono, dice, ma cosa devo fare perché ho, che ne so, le cimici? Dico, fai un bel respiro. Cioè, smetti di pensarci. Quello che succede negli orti, che non vengono trattati in nessun modo contro le lumache, contro le cimici, contro gli afidi, contro le crittogame, quello che succede è che nell'arco di poco tempo tutto torna in equilibrio, a patto di non fare niente. Quindi la gestione delle cose che ci sono deve valorizzarle, non le deve distruggere. È vero che noi lavoriamo in terreni che hanno una storia antropica alle spalle e quindi hanno già un deficit iniziale di struttura, di presenza di vita, cioè di fitocenosi, che posso dire, equilibrio ecologico, potremmo dire, va bene? E quindi all'inizio di una coltivazione bisogna crederci, bisogna avere le idee chiare, non dico da un punto di vista agronomico, ma almeno da un punto di vista umano. Cioè, entrare nell'ordine di idee che
si sta affrontando un problema creato da millenni di generazioni passate. Ma fino a quando si entrava nei campi con un aratro di legno tirato a mano dalle donne perché gli uomini erano in guerra, la natura, bene o male, riusciva insomma in qualche modo a rimettere le cose a posto. Ma come si interviene adesso è non dico senza ritorno perché poi la natura è generosa, ci vuole tempo, ma si recupera sempre la naturalità di un terreno, ok? Però quando si entra in un terreno per la prima volta e si deve trarre la propria sopravvivenza da quel terreno, capisco le perplessità che si possono creare, perché un terreno deve vivere, vuole vivere e ha dei mezzi ben precisi, la natura per far rivivere un organismo morto, come può essere un terreno, come può essere un bosco, come può essere il mare, come può essere una qualunque realtà. Cioè sviluppa quelle forme di vita che in quel momento ce la fanno. Quindi ad esempio tra le erbe svilupperà per prime le erbe pioniere, tra le forme di vita diciamo non vegetali svilupperà quelle bestie che riescono a vivere in condizioni estreme. Cioè se scoppiasse la bomba atomica probabilmente sarebbero i topi i primi e gli scarafaggi a rigenerare un qualcosa di simile a quello che siamo noi adesso dopo milioni di anni. Okay? Quindi se in un terreno dove si comincia una coltivazione rispettosa della natura arriva la gramigna, bisogna benedirla e dire questo è ciò che la natura mi sta dando in questo momento. Io aspetto che dopo la gramigna pioniera che apre la strada arrivino tutte le altre erbe, fino ad arrivare a centinaia di varietà di erbe che si tengono a bada l'una con l'altra. Quando arrivano le lumache, il terreno sfoga limacce, lumache, chiocciole, dico, ah, c'è un po' di vita, cioè il terreno sta reagendo con quello che ha, per cominciare, perché lo scopo della natura è uno solo. Questo lo dico per mia esperienza personale, filosofico, professionale. Lo scopo della natura è creare humus, qualunque cosa succeda. Cioè, se muore una persona e casca per terra, diventa humus. Se cade una foglia, diventa humus. L'aria che interagisce col terreno migliora l'humus. L'erba che cresce, e l'erba che muore, e la lucertola che fa le uova, qualunque cosa succede, tutto diventa humus. È come se fosse un cassettone, diciamo, no? la madia della nonna, dove anche le cose che sembravano inutili, che sembravano dannose, vengono riposte perché non si sa mai. Ecco, la saggezza della natura è quella di riporre tutto nella terra. E infatti è da lì che comincia la vita. Quindi se noi abbiamo la pazienza, la fantasia di rispettare il meccanismo che ha innestato la natura, cioè quello di far vivere quello che può in attesa che arrivi tutto il resto, noi arriviamo ad avere l'humus. Quando abbiamo un terreno con l'humus abbiamo risolto tutti i problemi. Perché a quel punto la terra, già quando c'è una presenza minima, un 2% di humus nel terreno, noi abbiamo già un'autonomia alimentare per una comunità che può dare da mangiare per ogni 1000 metri quadrati di terreno coltivato a orto a 5 o 6 persone. Quindi confronto, fate 2 più 2 veramente, tra quello che costa un allevamento in termini di foraggio, in termini di erba medica, di mais e tutto il resto, e quello che potrebbe essere coltivato a orto per sfamare una comunità, e vedrete che ci rimane anche lo spazio per piantare alberi, per fare boschi, per ricreare ambienti naturali, dove ci possano vivere animali selvatici, che sono indispensabili per l'equilibrio generale. Quindi, ribaltamento copernicano, ok? Quando si coltiva si rispetta, non più quando si coltiva si distrugge. In un ettaro di terra, questo lo dico agli amici vegetariani e vegani che sono in sala, in incognito, perché insomma, in un ettaro di terra, quando entra dentro qualunque lama, che sia un aratro di un trattore o che sia una zappa o che sia una vanga, si uccidono solo di forme di vita
non vegetali, ma di forme di vita, diciamo, animali, va bene, e crittogamiche, quindi microbiche, qualcosa come un vitello ogni 10.000 metri quadrati. Quindi, se io sono vegano o sono vegetariano e mangio la verdura di una coltivazione che è stata alterata, va bene, dalla lavorazione del terreno con una motozappa o altro, io è come se avessi ucciso, cioè allora mi mangio una bistecca e faccio prima, certo non lo so, sono in buona fede, va tutto bene, dico però questo è importante, secondo me, metterlo a punto, perché la lavorazione della terra è l'inizio della fine. Storicamente, le guerre e la schiavitù, cioè il portare energia dai paesi oltre confine, da oltreoceano, e così come la schiavitù all'interno della società, no? Il capo, poi i caporali, e poi gli operai, e poi i poveri. Cioè tutto questo è successo perché all'inizio della storia, cioè una quindicina di migliaia di anni fa, c'è chi dice una cosa e chi ne dice un'altra, chi dice di più, chi dice di meno, abbiamo cominciato a lavorare la terra per facilitare alcune operazioni di carattere agricolo. E d'altra parte eravamo all'epoca brutali, eravamo sbrigativi e avevamo come diciamo, punto di riferimento la caccia, quindi la trappola, quindi la lancia, quindi insomma, qualcosa che feriva, e quando abbiamo mangiato e defecato tutto quello che si muoveva, che strisciava, che volava, che correva, che nuotava, ci siamo trovati che non c'era più niente intorno e la vita era rimasta soltanto sottoterra, e quindi la stessa arma l'abbiamo ficcata nel terreno e abbiamo tirato fuori le calorie che ci servivano dal terreno, ma finché lo facevamo da primitivi la vita si riformava. Adesso fate un conto della lavandaia, negli anni 70 eravamo circa 3 miliardi e mezzo al mondo e c'erano 5 miliardi di ettari coltivati. Adesso siamo circa 7 miliardi e ci sono 2 miliardi e mezzo di ettari coltivati. Cioè abbiamo 4 volte meno la terra nell'arco dagli anni 70 ad oggi. Cioè nell'arco di 40-50 anni abbiamo fatto strage della terra. Quindi siamo tecnologia dipendenti. La tecnologia è quella che sta portando all'estinzione della razza umana. Quindi il fatto di ricominciare a rispettare la terra vuol dire rispettare noi stessi. Quando noi mangiamo un buon prodotto della terra, siccome le nostre molecoline sono fatte da quel prodotto, noi diventiamo migliori. Quando noi siamo la cellula di una società, se siamo sani e siamo equilibrati, daremo vita ad una società che è un organismo composito più sano, che non accetta delle follie come ad esempio il consumismo. Cioè, c'è una cosa più stupida del consumismo? A qualcuno viene in mente? Eppure l'accettiamo e fa parte del conformismo. Noi addirittura siamo consumatori. Cioè, i diritti del consumatore. Cioè, ma se uno consuma non dovrebbe avere nessun diritto, perché, voglio dire, sta facendo una cosa negativa. Cioè, se io consumo le cose, le sto distruggendo. Quindi, partire dal rispetto della terra, adesso vi faccio vedere come è fatta la terra, così ci si capisce meglio, ci si riconosce. Nell'immagine della terra ci si riconosce anche noi. Basta soltanto fare un disegnino per farlo capire bene, ok? Quindi se noi cominciamo dal rispetto della terra, per caduta arriviamo al rispetto di tutto il mondo con tutto quello che ci sta dentro, e noi compresi. Allora, vi faccio vedere una cosa, perché la filosofia è bella, però. Allora, in natura la terra è fatta così. È molto semplice, no? Elementare, direi, visto che parliamo di coltivazione elementare. Allora, tutto quello che cade dall'alto, sia una foglia, sia un animale che muore, qualunque cosa, finisce
a coprire la terra. Nella terra c'è l'erba. Ora parlo di erba e non di alberi perché poi voglio arrivare all'orto, che è una coltivazione erbacea. Quindi non parlo degli alberi perché sennò dovrei tirare verso il frutteto o la forestazione. Quindi c'è l'erba. Quando un seme dell'erba cade a terra, cade sulla terra coperta e non sulla terra scoperta. Cosa trova? Trova una copertura che lo difende. Il seme viene difeso, come tutti noi difendiamo i nostri figli, dalla procreazione fino alla nascita e poi ancora fino a quando abbiamo le forze per farlo. Ecco, dagli sbalzi di temperatura, dagli sbalzi di umidità, creiamo le condizioni di una sorta di incubatrice, per cui il seme tranquillamente può fare le sue belle radici. Queste radici cosa trovano sottoterra? Altre radici. Questo è ciò che avviene in natura. Tutte queste radici combattono fra di loro? Sono in competizione fra di loro? Allora sarebbe morto tutto, perché una borragine e un tarassaco non potrebbero convivere, o un'ortica con una gramigna o con quello che volete, mentre invece in realtà convivono benissimo. Quindi se questo seme, invece di essere di un'ortica, è di un pomodoro, va bene. Cioè trova sottoterra un ambiente nel quale tutto è stato predisposto per la crescita. Quindi perché togliere l'erba? Allora, ma perché? In questa parte di contatto tra tutto ciò che ancora è solo appoggiato al terreno e la terra vera e propria, si forma uno strato intermedio, dove tutto viene destrutturato. Cioè che tu ti chiami foglia o che tu ti chiami lucertola morta, non cambia niente. Tutto viene destrutturato e ricomposto nello strato inferiore, che per l'appunto è l'humus. Se noi andiamo ancora più giù, in profondità, troviamo uno strato che è un pochino più inorganico, che ci serve perché è una riserva di materiali organici, inorganici, chiedo scusa, di materiali inorganici come il ferro, come i macroelementi, i microelementi, eccetera, eccetera. E se vado ancora più giù, trovo proprio la matrice, la pietra, dove scorre l'acqua, dove c'è una concentrazione praticamente solo minerale e basta. Quindi queste stratificazioni, questi cosiddetti orizzonti, sono stati predisposti dalla natura affinché possano crescere le piante. Poi gli animali mangiano le piante, possono vivere anche gli animali, perché se non ci sono le piante che fanno aria e che producono la materia prima del cibo, non ci sono neanche gli animali, ovviamente. Comunque, chi dà l'energia per tutto questo? I concimi chimici? Quindi il petrolio che viene trasformato in nitrato o in fosfati? Chi dà l'energia per tutti questi processi di mineralizzazione, di crescita, eccetera? Chi la dà tutta questa energia? Allora, noi abbiamo una fonte di energia gratis, non è la sola, in realtà anche gli altri astri hanno una capacità di fornire energia, però il 99% viene dal Sole. Allora, l'energia che viene dal Sole interessa una quantità che non è calcolabile di cloroplasti, che sono quelle celluline che stanno su tutte le parti verdi delle piante, che compiono un miracolo, il più grande dei miracoli, va bene, altro che Meggiugorje o Lourdes, cioè il vero miracolo avviene tutti i giorni sotto i nostri piedi praticamente. Cioè un raggio di sole impalpabile, neanche diciamo visibile, viene trasformato all'interno della foglia in una molecola di carboidrato, una molecola tangibile, cioè diventa materia sostanzialmente, cioè la vibrazione si comprime fino al punto da individualizzarsi e diventa materia. Quindi quando la pianta ha soddisfatto la sua necessità morfologica di formazione, di crescita e di riproduzione,
Quello che gli avanza, siccome non è che sia generosa, ma non è neanche scema, lo deposita nel terreno attraverso quelli che vengono chiamati esudati radicali. Quindi tutta quell'energia che dopo il ciclo di Krebs e dopo la formazione di ATP dovuti alla respirazione in combinazione con la fotosintesi, tutto quello che avanza viene depositato nel terreno, bene, vuol dire che la vita nel terreno, 5 miliardi di esseri viventi in un cucchiaino da caffè, tutto il mondo umano in un cucchiaino da caffè, può nutrirsi grazie a una fonte gratuita di energia. Allora, nel momento in cui io tolgo l'erba e lavoro la terra, l'energia da dove viene? Viene ancora dal sole, perché sottoterra si è formato un liquido che si chiama petrolio, che è derivato anche lui ovviamente dall'energia solare di 1 milione di anni fa, di 2 milioni e 3 milioni di anni fa. Io lo prendo, lo porto in superficie, lo trasformo in sostanze e per avere circa 1 chilogrammo di nitrato mi ci vogliono 6 kg di nafta. Quindi cos'è più intelligente delle due cose? Qui c'è un residuo di inquinamento, qui invece c'è esattamente l'opposto, qui c'è una depurazione, perché le molecole potenzialmente tossiche vengono destrutturate e ricostruite e messe a disposizione della vita nel terreno. Quindi qui abbiamo un processo entropico e con anche delle scorie. Qui abbiamo un processo virtuoso che, come posso dire, è come quando si dice 1 più 1 fa 2. Una donna più un uomo fa 3 all'inizio, poi anche 4, 5, 6, 7. Cioè la regola della natura è la nascita, quindi non è questa, è assolutamente questa. Tutti questi esudati radicali funzionano sia d'inverno che d'estate. Perché? Quando l'erba ha fatto i semi, li tiene a disposizione dell'ambiente perché secca, quindi diventa rigida, ha accumulato carbonio nelle fibre e quando i semi sono tutti sparsi si alletta. Tutte le fibre di carbonio, quando sono a contatto del terreno, grazie all'umidità e grazie alle forme di vita che sono sottoterra, nuovamente riescono a trasformare il carbonio in carboidrato, perché è carbonio più acqua, carboidrato, semplicemente. Quindi lo ha fatto 2 volte, lo ha fatto una volta quando era verde e l'ha fatto un'altra volta quando era secca. Quindi ha passato, mettiamo un anno, un'erba annuale, ha passato un anno a produrre sudati radicali che nutrono il terreno e ha passato un altro anno come fibra, dopo che si è allettata, dopo che è morta sostanzialmente, e ha dato altrettanta energia al terreno. E quindi il processo non si ferma mai, né di giorno né di notte, né d'estate né d'inverno. Ed è un processo che accumula, perché l'humus tende alla saturazione. Quindi comincia a funzionare quando è lo 0,5% al 2% è stabile, da lì in poi, voglio dire, è lui che sta coltivando, non siamo noi. Cioè l'agricoltura non siamo noi, l'agricoltura è la natura, agrinatura, no agricoltura, agrinatura. Quando noi abbiamo una massa di energia così forte, come fa un seme di una zucchina a non nascere? Ma neanche se non vuole. Quando è protetto da una copertura che viene chiamata pacciamatura solitamente, quando è in condizioni energetiche di questo tipo, con tutto ciò che c'è a disposizione nell'humus di sostanze nutritive, organominerali ovviamente, perché è un'unione, c'è H2O, quindi vuol dire che ci sono delle valenze che si possono attaccare sia al positivo che al negativo. Da una parte si attacca all'organico, dall'altra parte si attacca al minerale. E quindi grazie alla presenza di acqua nell'humus, che è etimo di umidità, noi abbiamo un organo minerale. E quindi l'organo minerale è un prodotto fisiologico che porta all'interno delle piante, sia coltivate che spontanee, tutte le sostanze necessarie per la crescita. E noi ancora non abbiamo fatto niente. Abbiamo solo preso un seme e l'abbiamo messo al suo posto.
perché abbiamo deciso di coltivare in fila invece che in ordine sparso come fa la natura. Quindi il nostro intervento è stato minimo. Questa è la coltivazione elementare. E poi si scatenano processi meravigliosi, uno più bello dell'altro, tutti volitivi e tutti positivi. Faccio un esempio. Allora, questa pianta, ammettiamo che abbia avuto una ferita perché è passato un animale e l'ha piegata, ok? Qui c'è un'altra pianta che non è stata ferita. Questa pianta va in carenza di ormoni della cicatrizzazione, perché li deve usare e quindi va in carenza. Questa pianta non ha nessuna carenza di ormoni. Ci sono dei filamenti che si nutrono degli esudati radicali, che sono delle pseudocrittogame, le micorrize, non so se le avete mai sentite nominare, ora sono di moda. Le nomina sempre Mancuso, Stefano Mancuso. Loro sanno quello che devono fare, alla faccia di Amazon. Cioè loro trasportano gli ormoni della cicatrizzazione alla velocità vicina della luce alla pianta che ne ha bisogno, anche se è di un'altra varietà. Cioè non importa che siano della stessa varietà, non sono una famiglia, capito, mafiosa, no, loro si aiutano anche tra la famiglia, si aiutano anche tra piante diverse. E non chiedono neanche, ma te ti ha messo un coltivatore o sei arrivato con un colpo di vento o con la zampa di un animale? Cioè non ti chiedono neanche da dove vieni, ti chiedono solo dove vai. E vengono trasportate sostanze anche nutritive. Ad esempio qui ho una sacca di carenza di azoto, per qualunque motivo. Mettiamo perché c'è un drenaggio un po' maggiore, qui c'è meno drenaggio, bene, le micorrize scambiano nelle due direzioni l'azoto e magari al ritorno, per non fare il viaggio a vuoto, portano del fosforo. E funzionano perfettamente. Allora io mi chiedo, ma siccome in natura tutti i processi si ripetono uguali a tutti i livelli, se c'è questa comunicazione così perfetta lì sotto che produce il cibo, ma se noi mangiamo della verdura coltivata in queste condizioni, non è che diventiamo più comunicativi anche noi, che facilitiamo. Se invece io ho la terra lavorata, cioè sezionata praticamente, deframmentata completamente, e le piante non possono collaborare fra di loro, crescono perché gli do della roba che le fa crescere per forza, insomma sono dopate, possiamo dire, e io mangio il prodotto di una pianta che non ha mai comunicato con nessun'altra pianta, non sarò un pochino più aggressivo, un pochino più sulle difensive, non avrò paura del prossimo, non cercherò di tenere tutto per me, di non dare niente a nessuno, anche se me ne avanza, eccetera. È troppo facile, è troppo elementare fare un ragionamento di questo tipo. Cioè non siamo arrivati alla radice, alla base del senso della cosa. Va bene? Ok, quindi micorrize, aria, terra, minerali, umidità. Se qui sotto c'è una tutela, un potere tampone da parte di una copertura organica, come fa a esserci la siccità, anche se non piove? Ci sono, abbiamo detto, una quantità di miliardi innumerevole di esseri viventi, ma gli esseri viventi sono fatti di umidità. Cioè noi siamo fatti all'85%, 90% di acqua. Gli esseri che vivono nell'humus sono praticamente il plancton di quando l'oceano copriva tutta la terra, va bene, che poi si è adattato, così come tutte le altre forme di vita acquatiche, alla vita terrestre. E quindi nel plancton, va bene, noi trovavamo i mitili, trovavamo i gamberetti, trovavamo insomma tutte queste forme di vita che noi ritroviamo leggermente trasformate qua sotto, sono formate al 99% di acqua. Quando loro si riproducono e vivono, muoiono e poi nuovamente vengono assorbite, nuovamente si riproducono, loro mantengono l'umidità indipendentemente dalla pioggia. E allora domanda diciamo di prassi. A cosa serve l'irrigazione? Spendere i soldi per un impianto di irrigazione quando la natura ha già prodotto un impianto perfetto, complicatissimo, sofisticatissimo, che trattiene l'umidità che serve. Cioè, in un orto di
5.000 metri quadrati, che produce quello che può. Perché spendere 15.000 euro per fare un impianto di irrigazione, quando bastava semplicemente lasciare una copertura sul terreno e non lavorare la terra? Certo, poi bisogna un minimo gestire le problematiche, le erbe troppo alte che non fanno crescere le piante coltivate troppo piccole, non so, piante come i cardi non consentirebbero la crescita del songino, ad esempio della rucola, e quindi lì si può anche fare un ragionamento di minima nel quale tutto venga rispettato e si riesca a far crescere le cose. Lì poi insomma bisogna entrare troppo nei particolari, è chiaro che adesso non lo posso fare, però al di là di quello il grosso dei problemi, la sgrossatura dei principali problemi dell'agricoltura viene risolto, diciamo il 90% dei problemi dell'agricoltura viene risolto affidandosi al sistema natura. Chi è coltivatore qui dentro? Può alzare una mano così vedo fino a che punto approfondire. 3, 4, 5, 6, 7, no? E i vegani quanti sono? Insomma, dai, credevo peggio. Bene. Allora, vi faccio un elenco di cose da non fare. Una volta ricostituito un ambiente naturale, ci sono delle cose che non si devono più fare, che non è più necessario fare. Tutte cose abbastanza faticose e complesse, alcune delle quali possono essere sostituite da cose molto semplici, da azioni di coltivazione molto semplici. Ad esempio, allora, lavorare la terra, abbiamo detto no, perché le radici che penetrano nel terreno e poi la pianta muore perché è annuale o biennale e lasciano dei canali che vengono mangiati dagli animali, che marciscono, eccetera, eccetera, quindi la lavorazione, non so, di un trifoglio selvatico va a 1,5 metri, 2 metri di profondità. Ci sono piante erbacee che arrivano a 6 metri di profondità, cioè, non esiste un trattore che ti porta l'aria fino a quella profondità, naturalmente. Quindi la lavorazione del terreno è affidata alle forme di vita che brulicano nel terreno, quindi scavano, quindi si costituiscono in colonie a ridosso delle radici, lontano dalle radici, insomma. Quindi tutto quello che è aerazione del terreno è assolutamente risolto. Quindi la lavorazione del terreno, prendiamo il trattore e lo rottamiamo, prendiamo la motozappa e la rottamiamo, prendiamo la vanga, la zappa, queste cose qui, e le appoggiamo da una parte, poi vediamo. L'irrigazione, no? Irrigatori che, o addirittura quelle ali attaccate, no? A quei tubi enormi, no? Che buttano acqua per ore e ore e ore, anche in pieno giorno, fra l'altro, che è una cosa assurda, bagnare di giorno, per ovvi motivi. Va bene, quindi anche l'irrigazione abbiamo detto, vabbè, non importa. Altro fattore, la rotazione. Allora, se io ho tutti i tipi di erba potenzialmente possibili in questo terreno, tutto è compresente, ci sono le brassicacee, ci sono le graminacee, ci sono le liliacee, ci sono tutte le famiglie, cerealicole, c'è tutto, allora dico perché io devo fare delle rotazioni? Ho già tutto presente, quindi tutto è in perfetta sinergia con tutto. Qui siamo un passo avanti ovviamente rispetto all'orto sinergico, perché l'orto sinergico fa delle consociazioni che sono limitate, decise a priori, cioè sono pregresse, quindi decise dall'essere umano, che è fallace, la natura non lo è, ok? Quindi qui abbiamo una situazione di sinergia di tutto con tutto e quindi non facciamo le rotazioni, cioè noi possiamo tutto al più, e io lo faccio per cautela, metto sempre i cavoli, che sono dei grandi consumatori di sostanza nutritiva del terreno, nello stesso posto. Quindi mantenendo sempre i cavoli nello stesso filare, anno dopo anno verifico se la terra è peggiorata. Nel momento in cui un cavolo prende un'ernia, ad esempio, oppure viene attaccato in maniera anomala fino alla distruzione dalla cavolaia, allora capisco che non ha più la capacità di difendersi da solo. E a quel punto ho capito che devo
ho fatto troppo, devo fare meno, ho capito di essere intervenuto troppo nel terreno, devo riesaminare le operazioni che ho fatto nel campo. Quindi le rotazioni vengono a cadere come pratica. La consociazione tipica del sinergico viene a cadere. La cura omeopatica del biodinamico viene a cadere anche quella, perché qui si formano batteri, si formano fermenti di tutti i tipi, si formano precauzioni da parte della natura sufficienti a prevenire i problemi che vengono normalmente risolti con la biodinamica. Perché è chiaro che la biodinamica non c'è in un bosco le piante vivono benissimo. In una prateria selvatica nessuno interviene con prodotti omeopatici, eppure le piante crescono benissimo da milioni di anni, quindi anche questo è un problema risolto. Poi il compostaggio. Allora, dal campo esce soltanto quello che viene mangiato. Anche il cappelletto della melanzana, piuttosto che il ciuffo la foglia del carciofo, il ciuffo del finocchio, quello che vogliamo, tutto rimane nel campo. Quando qualcosa quotidianamente avanza dalla preparazione del cibo, io lo faccio a pezzettini piccoli e lo riporto direttamente nei campi, come si faceva una volta. Cioè tutto ritorna esattamente da dove è venuto. Si appoggia sopra a uno strato secco di copertura, perché la natura ha appoggiato sulla terra il materiale secco, non il materiale fresco, quindi il materiale fresco io lo appoggio sopra a quello che la natura ha predisposto, quella pacciamatura, e quando è seccato entrerà a contatto del terreno. Si mineralizza anche lui, anche la frasca della carota, mettiamo, che io ho appoggiato sul terreno, e anche quella diventerà a sua volta humus. Io faccio soltanto una sminuzzatura perché altrimenti il tempo di degradazione della sostanza organica è più lungo. Quindi io faccio prima a tradurre in fibra commestibile per il terreno, stagliuzzando prima del reinserimento in natura. Quali altre pratiche vi vengono in mente? Cioè alzare un bancale. Alzare un bancale vuol dire impedire la stratificazione del suolo. Cioè quella stratificazione secco, mineralizzato, organo minerale e roccia madre, con le falde freatiche, viene alterato in maniera definitiva. Cioè un terreno nel quale vengono costituiti dei bancali alti 1 metro e larghi 1 metro, non produce stratificazione naturale. E quindi ci vuole l'impianto di irrigazione goccia a goccia, bisogna intervenire sulle erbe pioniere e anche sulle principali forme parassitarie. E quello che si riesce a produrre con tantissime ore di lavoro in un bancale sinergico è un terriccio, non è humus, è un terriccio informe, perché viene a mancare l'elemento principale che è la strutturazione del suolo, cioè la formazione di flocculi, la formazione di gel. E voi dovete immaginare il terreno come la nostra pelle. La terra coltivabile, siccome noi siamo uguali alla terra, è fatta come la nostra pelle. Quando è umido i nostri pori si allargano, quando è asciutto i nostri pori si restringono, i peli si raddrizzano quando fa freddo e stanno al loro posto, striati quando fa caldo. Questo è esattamente quello che avviene in natura. Cioè, allora c'è il sole, siamo in piena estate, la terra stringe tutte le sue strutture, perché sono state costruite da esseri viventi che stanno sottoterra. Quindi, in tempo reale, viene ristretta la struttura del terreno quando l'ambiente è asciutto. Se una nuvola passa sul sole, il giorno di Ferragosto a mezzogiorno, in una frazione di secondo la terra allarga leggermente la sua struttura. Proprio la struttura fisica viene ricostruita in pochi secondi, in una frazione di secondo. Finito il passaggio della nuvoletta sul sole, si restringe un'altra volta. Piove tantissimo, la terra lavorata si allaga e non è più accessibile. La terra pacciamata, con le erbe gestite e non annientate e con l'humus, si allarga fino al punto di drenare e appena finisce di piovere, dopo una settimana di pioggia continua, tu vai a piantare le tue piantine nell'orto, perché non si è formato fango.
hai della terra che se tu la prendi e la stringi e lasci andare la mano, ci rimane il manubrio della bicicletta, per quanto è, neanche ti sporca le mani, capito? Quando non piove per mesi in piena estate, è esattamente uguale, perché la terra ha difeso la sua umidità, da cui dipende la vita. Quindi anche il discorso di alterare come posso dire, il profilo, va bene, del terreno, ci sono delle immagini, ma guarda, di alterare il profilo del terreno è di per sé un errore. È un principio, diciamo, giusto da parte dell'Emilia Zelipe, perché aveva pensato che mettendo insieme determinate piante si aiutassero l'una con l'altra, quindi il principio era corretto, però la natura lo faceva già da solo. Il discorso di alzare i bancali, la terra, è per avvicinarli probabilmente con un'idea un po' esoterica, un po' steineriana, alla fonte prima di energia che è il sole, però in realtà, cioè, come posso dire, la natura aveva già pensato al livello giusto del terreno qual era, cioè non importava che arrivasse un sinergico a dire come la natura doveva mettere la terra ad ossi. No, la terra sta lì e sta bene così, in discesa, in salita o in pianura, ma come l'ha fatta la natura sta bene così. Quindi la coltivazione elementare sostanzialmente è un'evoluzione, un progresso, una continuazione, possiamo dire, logica, per ricaduta del pensiero e della pratica del non fare. E il termine non fare l'aveva tirato fuori questo contadino giapponese, Fukuoka, che è morto da poco, Masanobu Fukuoka, che da un punto di vista ideale ha indubbiamente rivoluzionato il mondo dell'agricoltura, per i biologici naturalmente, non per l'agricoltura convenzionale. Lì non lo facevano neanche entrare nei congressi. Però nessuno, e domandiamoci perché, coltiva come Fukuoka. Non c'è una sola azienda nel mondo che coltivi come lui ha coltivato con grandissimo successo in Giappone. Per decenni, ha vinto il primo premio delle associazioni agricole come maggiore produttore di cereali. Cioè produceva di più, ma senza fare niente praticamente, cioè faceva il minimo indispensabile, di quelli che mettevano i trattori in campo, i Massey Ferguson da 500 cavalli. Ecco, lui produceva di più. Va bene? Ecco, senza inquinare la terra. Però nessuno ha preso il testimone dal punto di vista pratico, perché evidentemente c'era bisogno di una ulteriore semplificazione, di un ulteriore approfondimento che portasse a una radicalizzazione del pensiero del non fare. E il non fare è propedeutico non solo alle coltivazioni intensive o addirittura hobbistiche, ma alla grande coltivazione, non alla monocoltura, alla pluricoltura, però anche per le grandi dimensioni, perché meno tu fai e più la natura produce. Quindi, se noi riscopriamo l'orticoltura a scapito delle monocolture, noi traduciamo in possibilità di costituire comunità, perché quando entra un trattore crea disoccupazione e crea rottura dei rapporti umani. Quando io monto da solo sul trattore e riesco in un giorno a coltivare 5 ettari di terra, io sono un isolato, a parte il danno ecologico che sto combinando, a parte la qualità del cibo che produco, a parte quello, ma da un punto di vista sociale, umano, io mi sono isolato dal mondo, perché potevo svolgere quei lavori in comunità, con gli altri, condividere i lavori. L'abbiamo fatto per migliaia di anni e adesso all'improvviso diventa una cosa orribile. Certo, bisogna rivedere alcuni aspetti. Primo, non bisogna fare fatica, bisogna impegnarsi come tutte le cose belle della vita, ma non ammazzarsi di lavoro. Perché ammazzarsi di lavoro vuol dire essere sottomessi, vuol dire essere soggetti a qualcuno che ti comanda, ecco, sostanzialmente, no? Come si diceva prima parlando, cioè
ai contadini siciliani segavano la zappa in due, in modo che, essendo più corta, dovevano stare piegati, e allora era più facile per il barone, va bene, comandare o per il mafioso comandare sul contadino. Okay? Quindi, salvaguardando dei traguardi che abbiamo raggiunto di dignità, di valorizzazione, di, come posso dire, di scambio, di reciprocità, di condivisione, noi possiamo arrivare ad una coltivazione estensiva che non abbia bisogno dei macchinari, della tecnologia, anche senza fare fatica, perché se l'alternativa che mi si pone è tra fare fatica e avere un trattore, io sono nel dubbio che quasi quasi preferirei fare fatica, quasi quasi, però naturalmente con una impostazione sociale di villaggio questo non succede, perché lo scambio unisce le persone e fa produrre. Io ho fatto una stima di produzione nei decenni con la coltivazione basilare, elementare, cioè si arriva anche a 5 kg al metro quadrato in un anno di coltivazione orticola. Sapete a quanto arriva una coltivazione convenzionale che mette in gioco irrigazione, concimazioni, pesticidi, erbicidi, tecnologie, macchinari? 3,5 kg. Quindi è questo che rende credibile il fatto che mi metta a parlare qui così, a dire le cose non a vanvera, perché è una realtà obiettivamente rivoluzionaria. Un signore mi aveva chiesto, dice, ma te ce l'hai la scorta? Parlava della Monsanto probabilmente, dei killer della Monsanto, o della, che ne so, della Volentieri, esiste ancora la fabbrica Volentieri, che fa le macchine agricole, non lo so. Io pensavo che fosse la scorta per l'inverno, no? Ho detto sì, sì, certo, ho gli scaffali pieni. Dice no, no, non parlavo dei sottoli, cioè parlavo dei sottoterra. Io vengo da provincia di Belluno, non so se vi ricordate, un anno fa è successo quella tempesta che si chiamava Vaia, avete sentito? Fasce di montagne che sono cadute da tutti gli alberi.
Una cosa però che mi ha colpito tanto e che non ne ho sentito parlare è che, e mi fa strano questo, le persone non si sono accorte, forse perché non avevano avuto occasione di guardare, che questi alberi non avevano più le radici. Gli alberi sono caduti perché non avevano più le radici. Il Signore qua parla di essudato radicale. Coincidenza, un paio di giorni fa ho visto su Facebook un signore che sicuramente conoscete, che si chiama Stefano Montanari. Lui ha detto che dentro nelle radici degli alberi ha trovato delle concentrazioni molto elevate di alluminio, però non ha detto che non c'era più le radici. Io ho visto, avete fatto caso, date un'occhiata quando vedete gli alberi in giro. C'è una domanda all'orizzonte? Sì, no, la domanda è questa qua, se non ci sono più le radici, lei parla di essudato radicale, c'è ancora qualcosa, come si fa? Beh, la cattiva gestione del territorio genera dei disastri e li genera sia nei terreni coltivati in agricoltura che in forestazione. E quindi dobbiamo fare un esame di coscienza su come gestiamo il territorio. Laddove la natura viene rispettata ci sono le radici e quindi ci sono gli esudati radicali. Lì facevano i violini fin dal tempo del Guarneri, dello Stradivari, ancora adesso vanno a scegliere gli abeti, no? In quella zona che diceva lei. Vanno i liutai a scegliere il legno per fare insomma, strumenti musicali di valore. Ora è caduto tutto e non ci si pensa più. Quindi alberi che erano lì dal tempo preistorico, adesso nell'arco di 10 anni cadono come se fossero degli ubriachi che escono da un'osteria. Sì, salve, io sono un orticoltore, no? E uso la motozappa, non ho il trattore, però uso un po' di motozappa, un po' di pacciamatura. Mi chiedevo, trovo interessante l'aspetto di tenere l'erba, no? Ecco l'innovazione rispetto a Fukuoka. Lei ha scritto nel libro che in un ecovillaggio ha fatto 200 metri quadrati di orto dedicando una persona un giorno a settimana. L'ho promosso come una cosa positiva, nel senso che era poco per probabilmente un contesto di autosufficienza, però volevo chiedere appunto, per io che purtroppo faccio impresa, piccolissima, coltivare 1 ettaro o 2 di ortaggi con questo metodo. Quante ore lavoro uomo mi servono? Cioè, mi è fattibile perché anche nel libro lei dice che questa cosa è possibile anche per estensioni più vaste. Noi vogliamo fare rientrare in una società capitalista la natura, è come quando i bambini vogliono fare entrare nel buco rotondo la pedina quadrata, cioè sono 2 cose incompatibili. Quindi si stanno costituendo in Italia come in tutto il mondo, all'estero di più, delle comunità, perché la gente si è rotta le balle di fare il consumista e quindi di dover lavorare per pagare le banche e di avere un socio che si chiama Stato, dove i soldi delle tasse finiscono in cocaina e in escort. Che questa è la realtà. Cosa abbiamo in cambio delle nostre tasse? Quindi chi fa impresa come fai tu, diciamo che è in difficoltà. Cioè la coltivazione alimentare non è una soluzione per un cambiamento sociale, non per far guadagnare di più, onestamente, per carità, per far guadagnare di più un imprenditore. Cioè per fare 1 ettaro di terra ci vogliono 250 ore a settimana. Quindi se ci fossero 3 o 4 persone che lavorassero non ci sarebbero problemi. Poi quando tu hai bisogno di fare un mobile vai dal falegname, quando hai bisogno di fare una ringhiera vai dal fabbro, quando hai bisogno di curare il gatto vai dal veterinario. Cioè, capito? Cioè, una società che diventa una società di dimensione umana ti consente di lavorare la terra senza la motozappa. Una società che non è di dimensione umana non ti consente di guadagnare neanche con la motozappa. Perché le tue ore di lavoro quanto sono pagate? Hai mai fatto il conto? Non sei in un valore negativo addirittura? Trovo molto interessante, cioè tutto l'aspetto del ritorno
quello che sta dicendo, insomma, quindi di tornare alla terra, che deve essere un movimento di massa, no? Per avere una vita più libera, in questo senso. Però se non si crea un'unione, quindi un ecovillaggio, io non sono riuscito a creare un contesto attorno a me di persone che volevano fare questo. Cioè, sì, ma bisogna a insistere. parole tutti quanti sì, bello, però... Ma non bisogna demordere, perché comunque tu sei un'avanguardia e le avanguardie devono soffrire un po' prima di essere riconosciute. Io più che agli ecovillaggi mirerei ai vicinati, credo che sia più facile. Meno difficile, non più facile, è meno difficile costituire rapporti fra vicini, andando a parlare con le persone e prospettando con una certa chiarezza di idee quello che si vorrebbe dalla società intorno a sé. Quando si comincia ad avere un nucleo di persone di qualche decina, si comincia a vedere una realtà diversa rispetto a non conoscere il vicino di Pianerottolo nel condominio, capito? Tu calcola, ogni 1000 metri quadrati sono 25 ore di lavoro a settimana, quindi il conto si fa alla svelta. Ci vuole un vicinato, ci vuole uno scambio, perché 25 ore a settimana vuol dire lavorare solo di mattina e avere tutto il giorno libero poi, per 5 giorni la settimana, quindi anche il fine settimana libero, quindi con la possibilità di crescere anche come persone, cioè non di essere schiavi del proprio pezzo di terra e delle proprie angosce. Esatto, quindi è chiaro che io non ti risolvo il problema di come mettere più soldi in banca, la coltivazione alimentare ti risolve il problema esistenziale, il problema sociale e anche il problema ecologico, perché l'ecologia, intesa in senso nobile, vuol dire non inquinare più la terra. Quando si mette in atto una motozappa, si mettono in gioco carburanti, lubrificanti, un'industria che l'ha prodotto. Per produrre una motozappa di medie dimensioni, cioè ci vogliono 4-5 metri cubi di acqua nell'impianto che non verranno mai recuperati per 2000 anni, per ogni singola motozappa venduta. Per un trattore si perde il conto, saranno, non lo so, 50 metri cubi d'acqua buttati via, proprio buttati via, presi dalla natura e buttati via in un fiume, capito? Con dentro degli oli, dei lubrificanti che non torneranno mai più, se non fra 2000 anni, ecco, in circuito virtuoso nel terreno. Quindi è chiaro che c'è una componente ideologica, c'è una componente ideologica che va oltre le ideologie naturalmente passate, il comunismo, il fascismo, il socialismo, tutte queste sciocchezze qui, va bene? Cioè, qui si va a un livello esistenziale, si va veramente al livello giusto, quello della condivisione fra persone. Quindi non ti posso dire che guadagni di più e che lavori meno, ti posso dire che puoi migliorare la tua vita. Perché avere più denaro non vuol dire migliorare la propria vita, è questo che sugge. Cioè in questa società sì, perché è ragionevole, anch'io ho del denaro, è ovvio, perché altrimenti non sarei qui, sono venuto in macchina. Però un conto è andare in macchina perché sei costretto a farlo, e un conto è crederci. Dire la macchina è l'unico modo per spostarsi. No, è il modo più idiota per spostarsi. Anche se è elettrica. Sta fantasia, sta moda di idrocultura. Io ho sempre pensato, cioè io parlo per me, insomma, la pianta alle radici deve stare sulla terra. No? E come mai c'è tutta sta moda, tutta sta pubblicità, ognuno che parla di queste cose, che vuole... Cioè, cosa ne pensa lei di questo? Vorrei un suo parere. Insomma. A chi mi ha chiesto recentemente cosa ne pensavo della idrocultura e della aerocultura, io ho detto, perché la terra non basta, non ti va bene la terra. Cioè le piante sono sempre cresciute nella terra, dico adesso non va più bene. Dico, ti faccio io la domanda, gli ho detto, dico perché vuoi coltivare fuori dalla terra? Dammi una spiegazione logica. Un impianto di coltura idroponica costa anche dei soldi, la terra è gratis, cioè la terra è lì, ci sono le terre abbandonate, te le tirano dietro. Capito? Quindi cioè, è semplicemente una delle tappe di un percorso deviato. Uno che è partito nella direzione sbagliata e invece di tornare indietro, di cercare nuovamente una strada giusta, continua ad andare nella strada sbagliata. Va dove ti porta il cuore, che ti devo dire.
Io credo che sia una cosa assolutamente sciocca coltivare fuori dalla terra, perché la terra è perfetta per la coltivazione, cioè c'è una perfetta corrispondenza fra ciò che cresce nella terra e la terra. Sono interdipendenti ciò che cresce, perché la terra cambia struttura grazie al fatto che ci crescono delle piante che nutrono degli animali e che poi ritornano alla terra. E allora questo è un meccanismo che va avanti da milioni di anni senza entropie, senza diminuzioni di carico nei passaggi, ma con addirittura un arricchimento. Quindi perché cambiare? Se funziona già così bene, perché cambiare? Perché tu vedi che la terra lavorata è assolutamente entropica, cioè perde continuamente fino alla desertificazione, si salinizza, si desertifica e allora cerchi delle alternative, va bene, alla desertificazione del suolo. Sì, ma non è che devi cercare alternative coltivando fuori dalla terra, devi recuperare la terra, devi smettere di rovinare la terra. Cioè, è anche un po' banale, se vogliamo, come logica. Io volevo chiedere, dal punto di vista dell'inquinamento, in generale, lei come vede il futuro della Terra? È in grado di guarire da sola oppure... Beh, la natura esiste anche su Marte, esiste sulla Luna. La natura non prevede che ci sia anche la vita dentro. È natura anche dove c'è soltanto il minerale e basta, o magari solo forme di vita batterica. Quindi il fatto che la natura rimanga dopo di noi è sicuro. Che noi si rimanga nella natura anche in futuro dipende essenzialmente da noi, quindi da come noi produciamo le cose che ci servono, cioè l'energia, i trasporti, la cura di sé, produrre il cibo, costruire le case e tutto quello che ci serve. Se noi lo costruiamo in un modo stupido, la natura alza il livello dello scontro e alla fine perdiamo noi, perché restiamo seppelliti. Se invece noi facciamo un passo indietro rispetto all'alterigia con la quale affrontiamo la natura, ci sarà rispetto reciproco e quindi ci sarà un futuro in un pianeta verde per tutti quanti. Quindi dipende dalle scelte che noi faremo. Le scelte che vengono fatte a livello politico sono fatte a livelli alti, sono diciamo per caduta dal livello economico, cioè il politico è un maggiordomo pagato bene, diciamo, pagato con i soldi nostri fra l'altro. Se noi riuscissimo a mettere insieme un mondo dove le cose sono a disposizione, dove non si può arricchire, il problema sarebbe risolto, perché non avremmo più persone che per arricchire fanno delle scelte che distruggono tutto per guadagnare una lira oggi. Ecco, come se loro non vivessero su questo pianeta e non avessero figli. Quindi il livello economico, il livello politico e poi ci siamo noi, tutti noi. Se noi combattiamo fra di noi siamo come i tacchini o i capponi, non mi ricordo, del Manzoni, no? Che erano appesi per i piedi, andavano al macello e si beccavano fra di loro. Quindi se noi ci comportiamo così è ovvio che non può succedere niente di buono. Se invece noi cambiamo mentalità, cominciamo a mangiare bene, così ci si forma un corpo, una mente capace di pensare bene, possiamo anche riuscire forse a cambiare le sorti del mondo. Io credo che cominciare dal cibo sia il primo passo verso il futuro, poi il resto viene di conseguenza. Quindi non sono né ottimista né pessimista, credo che si debba fare ognuno la propria parte, con grande senso di responsabilità personale e grande impegno. E anche divertirsi è molto impegnativo, e quindi va bene anche quello. Buonasera, Sì. Mi chiamo Pierantonio e faccio il coltivatore per necessità, diciamo così, cioè facevo l'artigiano e adesso con la storia dei vigneti ho dovuto mettere un vigneto. No, la domanda è che senso ha
che io adesso, come dice anche il Signore, se da sopra mi buttano giù nanoparticelle di alluminio, di bario, se non posso neanche fare a meno di fare i vaccini a un mio nipote, perché se no arriva l'assistente sociale e me lo porta via, cioè cosa devo fare? La domanda in pratica è questa: c'è un'impotenza, io sento impotenza, quello che posso fare è avere conoscenza, coscienza, non so, poi Grazie. come ci si muove su un contesto? È un mondo complesso, è un mondo difficile, come diceva. Ok. La complessità è una delle armi che usa normalmente chi vuole comandare sulle persone, diciamo, non più ingenue, più in buona fede, no? Quindi questa complessità è soltanto apparente. In realtà, se noi ci scrolliamo di dosso come fanno i cani quando entrano nell'acqua, no? Se noi ci scrolliamo di dosso tutti questi presupposti, tutto questo retaggio, noi vediamo che si può fare a meno, insomma, di tutto quello che ci sembra indispensabile oggi. A noi al giorno d'oggi sembra indispensabile il supermercato, ci sembra indispensabile l'automobile, ci sembra indispensabile il condizionatore d'aria, ci sembra indispensabile qualunque sciocchezza, il phon per asciugarsi i capelli. Vabbè, cioè, in realtà non sono cose indispensabili, sono cose dannose, sono cose che fanno male. E allora va bene, prendiamone atto e cominciamo, anche non subito, anche in maniera graduale, a costruire intorno a noi una realtà con le persone più vicine che abbia un senso ecologico, un senso umano e un senso diverso da quello attuale. Che poi uno pensi di farlo attraverso un partito politico o attraverso l'anarchia, va bene che è la scelta, come dice il computer, scelta consigliata. Cioè, io credo che non affidare, non delegare sia meglio che delegare, perché io delego quando hanno scelto gli altri, cioè io ho 3 palline, una verde, una rossa e una gialla, e mi sento libero di scegliere, perché ho scelto il verde piuttosto che il giallo, piuttosto che il rosso. Cioè stai giocando sulla mia buona fede. Cioè, io non scelgo ciò che gli altri hanno scelto, io scelgo di mia iniziativa, quello che il mio cuore e la mia testa mi fa decidere. E quindi questo già taglia via un sacco di confusione nella mia testa e nel mio cuore. Quando io sono uscito dalla scuola agraria ero veramente preso in un vortice di particolarità. Cioè sembrava che la coltivazione fosse un insieme di particolarità che con difficoltà si riuscivano a mettere insieme. In realtà la coltivazione non è nulla di così complesso. Allora, se è vera una cosa, è vera anche la cosa che gli sta accanto, per osmosi. Va bene? Quindi se non è vero che l'agricoltura è così difficile, vuol dire che anche vivere non è così difficile. Certamente ti impegni in agricoltura e ti impegni anche nella vita, in tutto il resto, con buon senso. Quindi si rimettono a posto gli ideali. L'ideale è l'arricchimento e poi hai dei problemi e ti lamenti. Cioè te li sei cercati. Se il tuo ideale era quello di avere una vita serena, al di là dell'accumulo del denaro, eri una persona più tranquilla e potevi andare d'accordo con altri e dare il buon esempio. Giusto? Quindi il fatto che ci sia un mondo complesso intorno a noi è soltanto apparenza, è orwelliano. In realtà la vita è elementare. Watson. Che scuola hai fatto? Elementare, Watson. Allora, la considerazione da fare è che una volta, diciamo, c'era per ogni casa c'era un orto. Grosso modo c'era un orto. Adesso ogni anziano che va a mancare un orto in meno, perché ormai soprattutto la gente va a trovarsi l'insalata già pronta in supermercato o non vuole fare la fatica.
Allora, il discorso, sicuramente ci sarà qualcuno che coltiva ancora l'orto in casa, è questo: per arrivare al sistema che stai facendo te, quanto devo mettere a riposo il mio terreno, il mio orto che adesso ho? Devo lasciarlo così o che rinasca da solo e dopo iniziare una cultura, o devo aiutarlo magari mettendo delle foraggiere per farlo partire? Ci sono dei tempi da vedere per... Stratificazione, che viene chiamata pacciamatura normalmente in italiano, di erba secca, di fieno sostanzialmente, comincia già a reagire positivamente. Cioè molte forme di vita riescono a vivere laddove in un terreno lavorato o abbandonato non riuscivano a proliferare e a vivere. Quindi il primo passo è la copertura del terreno. Se c'è dell'erba, anche abbastanza alta nel terreno, invece di tagliarla, se siamo d'estate conviene piegarla. Cioè quando l'erba che tu hai, in quel momento in cui decidi di coltivare l'orto, se in quel momento l'erba è verde, anche se è piegata, e una volta coperta con uno strato di pacciamatura prodotto da un campo limitrofo, più è limitrofo meglio è, perché la terra riconosce la fibra che ha prodotto naturalmente. Se tu produci del fieno e copri l'erba piegata, verde, l'erba continua ancora a produrre sudati radicali e lo strato in genere, se è oltre i 20 cm, fa morire l'erba. Se è sotto non è sufficiente a tenerla piegata, quindi direi che più o meno 1 chilo di fieno al metro quadrato di solito per partire è la migliore pacciamatura. Allora questo non vuol dire che il primo anno di coltivazione, le prime 4 stagioni di coltivazione non ti portino dei grossi problemi, perché è quella reazione a cui ho accennato prima, no? Per cui la vitalità repressa e quindi soffocata del terreno esplode. Nel momento in cui la terra è riparata, alcune forme di vita che sono più facilitate nel vivere a disagio possono esplodere. Però ecco, questo può comportare anche delle controindicazioni per le coltivazioni, cioè le lumache ti possono mangiare l'insalata sostanzialmente, e la terra che non è ancora pronta, non ha ancora strutturato proprio la sua pasta, può andare incontro a siccità e a ristagni di acqua. E quindi se c'è un ristagno d'acqua c'è un'asfissia radicale. Però solitamente, ammesso che ciò avvenga, e avviene nel 50% dei casi, che ci siano problemi il primo anno, comunque il secondo anno è già tutto ripristinato. Nell'arco di 2 anni, nella peggiore delle ipotesi, anche a partire da un piazzale dove ci parcheggiavano i camion che trasportavano cemento, tu togli la ghiaia, fai la pacciamatura e dopo 1 anno cominci a coltivare, perché comunque la terra reagisce. Comunque le forme di vita ci sono, in nuce, sono timide e nascoste, ma vengono alla luce. Cioè, il punto più fertile di un terreno è dove c'è una radice di gramigna. Se tu tiri su da un piazzale veramente asfaltato, tiri su un filo di gramigna che è cresciuto attraverso una crepa, vedi che intorno ha del grumo di colore scuro, sta producendo humus. Capito? Quindi quello che avviene il primo anno è un ripristino, e questa vitalità si può esprimere anche in forme che noi abbiamo chiamato nel passato parassitarie o infestanti. Per cui non c'è un momento migliore per cominciare, c'è un modo migliore per cominciare, e il modo migliore è quello di salvaguardare l'erba, di proteggere il terreno, di accettare delle controindicazioni iniziali. Dopodiché la natura fa il tuo lavoro, produce al tuo posto. Durante l'inverno, quando le erbe sono seccate perché fa freddo, tu puoi anche tagliare l'erba e lasciarla dove cade. Invece di piegarla, la puoi lasciare dove cade, è già pacciamatura praticamente. Ed è meglio usare fieno invece di paglia, invece di cippato di legno o di foglie o di altri materiali, perché il fieno è molto variato, ci sono fibre di natura diversa, quindi al momento in cui si mineralizzano queste fibre a contatto del terreno, producono minerali più variati, e quindi la terra arricchisce prima. La paglia ha soltanto pochi tipi di fibra perché deriva da una monocultura, e quindi di conseguenza il terreno impiega di più, e poi comunque ha difficoltà, diciamo, a
Uno dice che ha il vantaggio di avere meno semi, e invece quello è uno svantaggio, perché se io porto del fieno pieno di semi, ho portato una ricchezza di fitocenosi. Cioè in ogni varietà di erba vivono determinate forme di vita. Se tu non hai quel tipo di erba, quelle forme di vita non ce l'hai. Magari erano proprio le forme di vita che ti mangiavano gli afidi, capito? O che combattevano contro, mettiamo, delle crittogame come, non so, il malbianco, piuttosto che la fumaggine e via di seguito. Quindi, se tu invece usi del cippato o delle foglie che derivano da alberi, il terreno si struttura per una coltivazione arborea, perché l'albero produce la terra che serve a se stesso e ha una massa legnosa che richiede un certo tipo di terra, che non è quella di un insalato o di un pomodoro. E quindi dall'erbaceo secco, perché quando è secca la pianta si appoggia, quindi secondo natura, dall'erbaceo secco produce un terreno per le piante erbacee, come sono quelle ortive. Da un terreno coperto con foglie o con legno puoi produrre frutti, ad esempio anche frutti di sottobosco, piuttosto che piante da frutta vere e proprie, come mele, susine, pere e via di seguito. Quindi questi ragionamenti così basilari, essenziali, sono frutto dell'esperienza, ma sono anche frutto dell'osservazione, del buonsenso, diciamo, ecco. Quindi prima copri la terra e meglio è ovvio. Se lasci l'erba che possa vivere è meglio, è ovvio, perché produce energia. Se l'erba è secca la puoi tagliare, se non è secca non la puoi tagliare, perché in natura non esiste che l'erba secca venga tagliata e lasciata sul terreno. Tant'è vero che il terreno non ha gli enzimi capaci di assorbirla e quindi ti va in putrefazione. La putrefazione è un processo diverso dalla fermentazione e dalla disgregazione che avviene per via aerobica. Il materiale che si consuma in maniera anaerobica brucia azoto, lo riduce ad ammoniaca e l'ammoniaca se ne va, quindi l'azoto o sta nel terreno o sta nell'aria, ma fino a prova contraria per natura deve stare nel terreno. Nell'aria ce n'è una percentuale piccola, ma c'è. Ma il grosso dell'azoto, come il grosso del carbonio, è tutto nella terra, e lì la riserva. E quindi è bene che le piante verdi tocchino terra solo quando sono vive, perché se io mi sdraio su un prato a leggere un libro non mi consumo, ma se io muoio e cado a faccia in giù in un prato, dopo 2 ore comincio a consumarmi, capito? Quindi anche l'erba, se è ancora attaccata alle radici, non si consuma. Se è tagliata e viene appoggiata in terra, si consuma. E la terra deve sprecare degli enzimi per bruciare il proprio azoto affinché possano avvenire processi anaerobici che mineralizzino le linfe, perché le fibre sono poche nell'erba verde, quindi il problema sono le linfe, che oltretutto, spandendosi nel terreno, creano anche uno strato impermeabile e quindi non c'è più scambio gassoso e idrico, umidità, quindi la rugiada non serve più a niente, ad esempio, capito? E la pioggia. Per cortesia ci parli un po' del discorso della sinergia che hanno piante, insetti, piccoli animaletti sul discorso delle malattie che possono capitare nell'orto. Mi ha colpito l'analogia che come per gli umani parlano delle malattie come se fossero qualcosa di spaventoso che ti capita e invece non è altro che la biologia, che la natura che ti mette in atto queste cose perché tu possa in ogni caso salvarti. E ho pensato che forse in natura, nell'orto, succede la stessa cosa. Beh, noi siamo figli della terra, quindi quello che succede a noi è già successo. E seconda prima. cosa, solo per curiosità, noi qui siamo per parlare dell'orto, però mi ha colpito il fatto della tua potatura dell'olivo in modo un po' così. Quindi se poi spendi 2 parole anche per questo, ci faresti una cortesia, grazie, rispettosa dell'olivo. Dunque, intanto le malattie andrebbero chiamate benedettie, perché quando fanno male veramente è perché c'è un mondo sbagliato intorno, che implica uno stress e implica un inquinamento fisico, fisiologico. Quando noi non ci sentiamo bene è in corso un processo di rafforzamento in realtà, cioè il problema è già passato, è una crisi di guarigione quella che viene chiamata malattia, quindi combattere in maniera allopatica il sintomo genera dipendenza ed è esattamente quello che vogliono gli industriali dell'industria farmaceutica. Quindi nell'orto è la stessa cosa. Quando si presenta una colonia di esseri viventi che crea un problema a quelle coltivazioni specifiche di cui si nutre, è in corso una crisi di guarigione
del terreno, analogamente a quanto avviene a noi quando abbiamo il raffreddore, quando abbiamo un qualunque tipo di malattia. Se noi la sappiamo vivere bene, la malattia ci rinforza, se la viviamo male ci ammazza, ci fa soffrire, ci ammazza. Quindi anche nell'orto io parlerei di benedettie e non di malattie. Quindi curare una malattia nell'orto vuol dire darsi una zappata sui piedi, per restare nel tema. È come la malattia infantile, no? Gli orecchioni. Una volta che l'hai avuti poi non ci pensi più, o la rosolia. E nell'orto è uguale. Quando all'inizio sono venute fuori le lumache, le cimici, le cavolaie e tutto il resto, bene, una volta venute arrivano poi le coccinelle, le crisope, le entomoftore, arrivano tutte quelle forme di vita che possono vivere grazie alla ricchezza della biodiversità, lasciata crescere da sola. La natura decide chi compone la biodiversità, non lo decidi tu seminando la miscela Lindsberg piuttosto che il trifoglio, piuttosto che, capito? Cioè è la natura che decide qual è la biodiversità perfetta, completa, autosufficiente, e lì ci vivono quegli esseri viventi che rimangono in equilibrio perché non sono stupidi. Cioè, se in natura ci fosse veramente un animale che non avesse dei dire competitori un po' mi dispiace, perché in realtà poi la logica finale è della interdipendenza. Ecco, non avesse altri esseri interdipendenti che contenessero la colonia, il mondo sarebbe finito, perché se le cavolaie mangiassero tutti i cavoli e tutte le brassicacee e tutte le crucifere del mondo, poi si specializzerebbero per l'evoluzione a mangiare, mettiamo, tutte le graminacee, e poi si specializzerebbero, quindi qualcuno continuerebbe a mangiare le brassicacee fino all'estinzione, poi comincerebbero a mangiare tutte le graminacee, poi si specializzerebbero col finire delle graminacee e comincerebbero a mangiare qualcos'altro, fino ad arrivare alle foglie degli alberi, eccetera. Quindi alla fine la cavolaia, che avrebbe cambiato nome, diventerebbe la graminaia, non lo so, va bene, avrebbe distrutto tutto il suo cibo. Questa non è la logica della natura. Cioè, è logico che a un certo punto intervenga qualcosa che contiene, ma non distrugge la presenza della cavolaia, perché se tutte le cavolaie venissero mangiate, chi ha mangiato tutte le cavolaie si estinguerebbe, oppure dovrebbe evolversi mangiando dopo le cavolaie tutte le cimici, poi tutte le lumache e poi tutte, e alla fine morirebbe di fame, analogamente a quello che abbiamo detto prima. Va bene? Quindi nella interdipendenza c'è convenienza a creare un equilibrio nel quale nessuno danneggia nessuno. Quando una pianta soffre di una malattia vuol dire che era debole. E allora io mi domando, dove ho sbagliato? Perché quella solanacea non ha prodotto la solanina abbastanza per difendersi dagli afidi e dalle cimici o dalla peronospora? Perché, io mi domando, quel cavolo si è ammalato di ernia? È perché evidentemente non ho saputo, da coltivatore del non fare, creare le condizioni per la formazione dell'humus. Magari sono intervenuto troppo, magari preso dalla paura di qualche evento, diciamo, possibile, ho preso una vanga a quattro denti e ho forato la terra per arieggiare la terra, e quello mi ha causato un indebolimento, ha falsato i circuiti dell'aria gassosi nel terreno, e di conseguenza si sono ammalate le piante. Oppure posso aver detto, c'ho un po' di materiale organico di pollina, va bene, gliela do nell'orto, una bomba di azoto, le piante sono cresciute troppo, si gonfiano di acqua e le membrane diventano sottili, entra dentro l'apparato pungente succhiante dell'afide. Cioè sono io che ho la colpa quando una pianta si ammala, è una mia svista. In natura le piante si ammalano solo quando sono deboli, perché la natura vuole fare humus, quindi se un elemento è debole diventa humus prima per dare da mangiare agli elementi forti. Questo avviene normalmente, anche nel genere umano avviene, no? Per cui, ecco, non esistono in natura le malattie. Io sono pigro di natura, quindi sto perfettamente allineato. Vado al vivaio, prendo le mie piantine, perché non ho tempo di stare lì a seminare e aspettare che crescano. Come mi devo comportare? Sì, quando hai fatto la pacciamatura sull'erba piegata, fai dei piccoli nidi, cioè allarghi la pacciamatura fino a vedere sotto la terra, lì fai un piccolo buco,
magari con un'asta per stare in piedi, visto che sei pigro, e io ho l'asta per fare il buco, e quindi, oppure ho anche il panchetto per fare il buco, che poi adesso ti spiego cos'è, una cosa rivoluzionaria, e metto la piantina con delicatezza, in modo che non si rompano le radici, nel buchetto che ho fatto. Poi gli rimetto la pacciamatura fino a toccare il colletto della pianta, in modo che sia super protetta, in maniera proprio materna. Ecco. Ok, riassunto. Calpesto l'erba, buco, giù la piantina. Sì, beh, il fieno abbiamo detto di metterlo sull'erba, quindi sì, il processo è quello. Di fare il raccolto. Come? E aspetto di fare il raccolto. E beh, gli dai un po' d'acqua subito, se tu metti il seme l'acqua non è importante, vabbè, se gliela dai l'aiuti un pochino. Se invece tu metti una piantina si devono adattare le radici dal terriccio alla terra, quindi se tu gli dai 3 secondi di acqua, 1, 2, 3, ecco, quella quantità di acqua corrispondente è sufficiente a sciogliere il pane di terra e quindi la radice può penetrare nel terreno. Grazie. Dopo puoi stare un po' attento, perché solitamente se tu compri la pianta in vivaio c'è del concime a lenta cessione, no? Tipo l'osmocote, il nitrofosca, eccetera, e quindi può essere che la pianta sia un pochino spinta, e allora se è spinta germoglia facendo meno radici, per cui può darsi che per adattarla a una situazione naturale tu debba reintervenire con 3 secondi di acqua dopo un po'. Magari non bisogna dargliela con apprensione, cioè l'acqua gliela dai ma con serenità, forza, dandogli troppa acqua, capito? E poi l'acqua si giustifica quando, per modo di dire, quando si dà del concime. Se tu dai del concime devi dare anche l'acqua, se no si concentrano troppo le sostanze minerali che tu hai aggiunto, soprattutto se sono di sintesi, e la pianta si intossica praticamente. Quindi l'acqua ha dei grossi problemi di irrigazione perché dilava il terreno. Anche quando non sembra, l'acqua tende a dilavare molto il terreno. E dopo il terzo secondo di acqua comincia un leggero dilavamento del terreno. Cioè le sostanze minerali principali, quelle solubili, come i carbonati ad esempio, vanno alle falde acquifere. Idem anche l'azoto, il fosforo, insomma, quindi non dare acqua, riuscire a non dare acqua è un punto di vantaggio rispetto a chi ha una coltivazione concimata e annacquata. Quindi l'acqua sì, però meno possibile. Un'eventuale pioggia anche abbondante non va a disturbare questo principio? No, perché la pioggia è acqua distillata, quindi ha soltanto le valenze positive e negative degli ioni che la compongono, cioè H2O, mentre invece l'acqua che diamo noi o è del pozzo, o è dell'acquedotto, o è di una cisterna, e quindi ha dentro delle altre sostanze minerali, come il calcio, come il ferro, come il silicio e via di seguito, il cloro e via di seguito, che hanno molte più valenze. Quindi queste valenze positive e negative attraggono a sé tutte le sostanze minerali che trovano e se le portano verso le falde acquifere. Quindi il dilavamento non è dovuto alla pioggia, ma è dovuto all'irrigazione falsa, artificiale. Comunque la prima mossa corretta da fare è di prima acquistare il libro di Giancarlo, studiarselo bene e poi cominciare. L'ulivo. Ah, l'olivo, sì. Dunque, io mi sono diplomato prima dell'80 come olivicoltore specializzato. Ho avuto la fortuna di avere 2 istruttori che hanno fatto la storia praticamente in Italia della potatura, dell'olivicoltura, Alviero Ciotti e Sirio Giaccai, che sono morti tutti e 2, va bene? Erano già anziani quando io ero un ragazzo. E poi nel 2002 ho avuto l'onore di essere il presidente della commissione ministeriale che ha dato il premio per il miglior potatore di olivi italiano, va bene? E quindi insomma sull'olivo mi sono fatto tanta esperienza. Adesso li poto un pochino meno, mi sto dedicando di più all'orto, però ancora continuo ad andare a potare gli olivi. E anche lì ho trovato delle magagne nell'olivicoltura paragonabili a quelle dell'orticoltura. Cioè le piante tendono ad avere carica e scarica, tendono ad avere problemi di appunto attacchi parassitari, e quando si lavora la terra, quando vengono irrigate, quando vengono concimate. Quindi prima di arrivare a una potatura più rispettosa che risolva i problemi tipici dell'olivo, bisogna guardare la terra.
quindi una terra che è costantemente coperta, dove l'erba venga rispettata, venga gestita, va bene, ma non distrutta, e la terra venga gestita ma non lavorata, porta ad una conformazione della chioma che ti consente una potatura rispettosa. Quindi, fermo restando questo presupposto, ho notato che le forme policoniche, a palmetta, a cefale e tutte le altre varianti delle potature convenzionali, monoconica e chi più ne ha più ne metta, risultano inadeguate. Cioè servono per piante che hanno un esubero di crescita dovuto alla coltivazione. E allora, siccome è una pianta ascendente, l'olivo è una pianta che esubera verso l'alto, devi intervenire molto per mantenerla viva nella fascia mediana, cioè nella fascia produttiva. No? Tutte le cose belle avvengono nelle fasce mediane, perché la terra sta fra il cielo e il centro, cioè la terra coltivata sta fra il centro della terra e il cielo. Noi ci riproduciamo tutti tra qui e qua. Cioè tutte le cose più belle del mondo in media stat virtus. E anche le piante producono nella parte media, cioè né nelle radici e né nelle punte, che sono quelle nuove, che danno origine a nuove ramificazioni. Quindi la potatura rispettosa dell'olivo non tiene conto delle forme di potatura costrittive, ma individualmente, cioè pianta per pianta, non standardizza la potatura, ma interviene meno e sia al momento della potatura e anche nell'arco degli anni. Cioè una pianta ben disposta può essere contenuta nella sua fascia mediana, cioè produttiva, nelle gronde, nella sottana, nella parte appunto del brindillo, con una potatura ogni 4-5 anni. E questa è una realtà che ha dato origine a degli oliveti che hanno queste caratteristiche, cioè che vengono soltanto ripuliti nella parte interna dai polloni, senza le forbici, cioè con un guanto che toglie le ramificazioni molto tenere che nascono sulle branche principali e vengono tolte alla base, quindi non vengono tagliate ma vengono toccate, e siccome non c'è analogia fra l'erbaceo e il legnoso si staccano facilmente e porti via anche le gemme che stanno alla base, le gemme di corona, e quindi non rinascono continuamente durante l'estate nuovi polloni dal centro. Idem naturalmente per i succhioni che nascono dal pedano. Quindi i rami distali tendono ad essere continuamente in vegetazione, e questa vegetazione costante ti risolve il problema dell'anno di carica, l'anno di scarica, e il vigore complessivo della pianta, che si può esprimere con il numero di punte giusto, non di eccessivo vigore, è un vigore che consente di contrastare tutte le malattie che intercettano il circuito linfatico, cioè il mal dell'esca, va bene? Piuttosto che le rogne, piuttosto che la mosca e tutto il resto. Il mal bianco, l'occhio di pavone, la fumaggine. Posso sapere, quante volte si fa la pacciamatura in un anno? Non c'è una regola, perché i terreni reagiscono diversamente a seconda dell'andamento stagionale e della loro natura geologica. Quindi ci sono terreni che richiedono più ripristini e terreni che ne richiedono meno. Io tendenzialmente ripristino la pacciamatura a fine coltivazione, cioè dove ho fatto una aiuola di insalate, mettiamo, alla fine della coltivazione dell'insalata ripristino la pacciamatura. Sì, grazie. Io ho un terreno argilloso, quindi anche la diversità dei terreni comporta un diverso approccio. Per esempio, come diceva lei, si può variare anche la pacciamatura, ma si può fare anche qualcos'altro allora? No, la natura dei terreni non implica alcun cambiamento nelle fasi semplici che ho elencato prima, perché l'humus cambia la struttura del terreno, quindi che sia di natura sabbiosa piuttosto che argillosa o di altra forma, nell'humus le piante riescono a crescere senza alcuna difficoltà. Per cui ho scartato questa valutazione agronomica che era quella della natura geologica del terreno. Cioè ogni terreno può dare origine al massimo rigoglio della vegetazione,
non so, i terreni sabbiosi, ad esempio, dell'Amazzonia, danno origine a delle foreste lussureggianti. I terreni torbosi, quindi all'opposto praticamente, uno è fine e l'altro è grossolano, della foresta nera, mettiamo in Germania, danno origine ad una flora altrettanto lussureggiante. Quindi è l'humus quello che fa la differenza, diciamo. Ecco, la valutazione agronomica della natura geologica del terreno serve quando tu lavori la terra. E allora un terreno reagisce in un modo all'irrigazione, alla concimazione e a determinate piante che riescono a crescere o non riescono a crescere, ma perché c'è un difetto d'origine che è quello dell'alterazione dei processi naturali. I processi naturali portano all'humus e nell'humus si stabilizza, indipendentemente dalla natura del terreno, un pH che va dal 6,7 al 6,8 più o meno, quindi sul neutro leggermente acido, e in quelle condizioni il 99% delle piante riescono a crescere e questa composizione del terreno avviene indipendentemente dalla natura geologica del terreno, quindi che sia torboso, che sia sabbioso, che sia argilloso. Fra gli altri, se io dovessi avere la possibilità di scegliere, sceglierei di cominciare su un terreno argilloso, perché i colloidi, va bene, di un terreno, anche se ormai è laterizzato da un cattivo uso, cioè ridotto a laterizio, un terreno argilloso, comunque si riescono a riaggregare quando si comincia a difendere il terreno dagli sbalzi di temperatura e di umidità e si lascia crescere l'erba. Quindi fra gli altri il terreno che viene recuperato prima alla formazione di humus e a una buona coltivazione è il terreno argilloso, perché ha tanto silicio, che è la base dell'humus. Grazie. Leggendo questo foglietto qua, volevo farle due domande. Sì, qui lei parla che non si introducono gli M, quindi volevo sapere il perché di questo. E poi nella seconda nota che lei ha messo, non si rispettano le distanze usuali tra le piante. Poi però vedevo nelle fotografie del libro che c'erano delle distanze abbastanza regolari, insomma, tra una coltura e l'altra, e quindi volevo capire perché questa differenza. Dunque, gli EM sono i microrganismi efficaci. Sì, li no? conosco, perché li uso. No, lo dicevo anche per quelli che non lo sanno, se no EM sembra EM telefono casa, sembra una cosa aliena. Che il terreno produce ad hoc per le sue necessità. Quindi il terreno è un terreno vivo, intendo dire ovviamente, è in grado di produrre fermentazioni continue, le quali sono fatte nello specifico sia delle caratteristiche ambientali che delle caratteristiche pedologiche e anche delle caratteristiche vegetali. Quindi aggiungere qualcosa dall'esterno vuol dire che il terreno lo deve digerire. Sono utili gli EM in un terreno che sta male. Allora le piante crescevano male, io gli metto dentro un qualcosa dall'esterno e le piante stanno un pochino meglio. Ma se un terreno sta bene e io gli do qualcosa in più, è come se io non ho mal di testa e prendo l'aspirina. Magari mi fa male al fegato, mi intossica magari i reni, che ne so, faccio per dire, insomma. Ecco, quindi in un terreno naturalizzato non c'è bisogno di aggiungere ulteriori fermenti. Ecco. Per quanto riguarda le distanze, invece, normalmente si rispettano distanze per le quali le piante tendono a non toccarsi troppo fra di loro, perché laddove si toccano in maniera troppo prossemica, diciamo, le piante, si generano delle muffe, va bene? E si genera anche una situazione anaerobica. Quindi i tessuti delle piante coltivate in condizioni convenzionali o anche biologiche non sono abbastanza forti da reagire al contatto fra di loro e possono causare problemi di fitopatologie. Va bene? Quando invece le piante sono molto forti e anche al contatto dell'una con l'altra non hanno queste controindicazioni, tu puoi avvicinare i sesti d'impianto, puoi far toccare le piante fra di loro. Quindi la distanza è soltanto per l'utilità del passaggio. Cioè tu ci devi camminare per andare a fare il raccolto, per andare a rimettere un po' di pacciamatura o cose del genere semplici, va bene? E quindi ti lasci lo spazio per i piedi, sostanzialmente. Quindi non è più un problema, capito, di prossemia fra le piante, è un problema di accesso, semplicemente di accesso. Quindi non è il concetto usuale
col quale si decidono i sesti d'impianto. La superficie agricola utilizzata, la SAU, è molto maggiore in una coltivazione dove non devi passare con i macchinari, non devi passare con le carriole, non devi passare con dei mezzi. Quindi puoi sfruttare molto di più, utilizzare, perché sfruttare vuol dire che fai dei danni, utilizzare con reciproco vantaggio gli spazi e quindi le piante possono stare anche più vicine. Avendo costruito dei bancali nell'orto, volevo sapere, facendo agricoltura sinergica, se era il caso di lasciarli così, ormai che sono stati costruiti, oppure di smantellarli e riportarli. Questa è una domanda molto ricorrente, dal terzo anno in poi di coltivazione sinergica di solito. Quanti anni sono che li fai? 3 anni. 3 anni. Mazza, neanche avessi la sfera di cristallo. Perché dipende intanto da quanto sono alti questi bancali. 30 centimetri è abbastanza ininfluente, abbastanza, Cioè, è influente 2/3 in meno del bancale alto 1 metro, diciamo, quello della Zelip, insomma. E se tu hai voglia di spianarlo, gli fai un piacere al terreno, perché comunque si costituiscono degli strati che sono quelli che ti ho illustrato prima, che sono propedeutici alla formazione di humus. E quindi ti risolvi tutti i problemi che hai avuto fino ad ora e che diventeranno peggiori dal terzo anno in poi, perché ai primi 3 anni c'è una ricchezza storica del terreno che garantisce crescita delle piante, bene o male. Dal terzo anno in poi cominciano i problemi, perché una terra non strutturata in stratificazioni comincia ad avere problemi di asfissia, comincia ad avere problemi di struttura proprio, e la struttura del terreno è quella che consente la nutrizione delle piante da un punto di vista meccanico. Ho già notato. Esatto, ha già notato in effetti, per chi non avesse sentito. Okay. Una domanda tecnica, quindi la serra non serve più farla? Cioè, il concetto serra, cioè che anche per l'inverno, non so se vuoi coltivare qualcosa, cioè è sconsigliata nel suo metodo, insomma. Sì, io penso che la serra sarebbe meglio non farla, in effetti, perché comunque c'è un'insolazione minore e riescono a crescere solo pochi tipi di erba dentro un ambiente artificiale. In un ambiente artificiale crescono poche erbe pioniere, quindi vengono a mancare i fattori principali della coltivazione. Considera che in una coltivazione protetta dalla pacciamatura e con l'erba viva che dà energia, tu puoi anticipare le coltivazioni e le puoi anche allungare a fine stagione, quindi sia le primizie che le tardizie sono garantite. I prodotti sono strutturalmente più forti, fisiologicamente più forti, quindi possono essere conservati per l'inverno con grande facilità. E le piante invernali, come ad esempio i cavoli, certi radicchi e altre coltivazioni invernali, riescono a crescere anche sotto la neve, insomma, non hanno problemi. Anche i cereali addirittura possono essere inseriti nella coltivazione elementare. E quindi questo rende inutile diventare matti con gli impianti di irrigazione di una serra, con il costo, la manutenzione, la plastica che metti al mondo, l'industria che ti ha prodotto la serra è un'industria che ha consumato l'ambiente, va bene? E ha creato dei posti di lavoro che distruggono l'ambiente, quindi se restassero disoccupati tutti coloro che producono plastica, che producono serre, che producono trattori, che producono macchine, che producono armi da guerra, ci sarebbero persone disponibili per un mondo migliore. Una volta fatta la pacciamatura, no? Può essere che sicuramente qualche erba emergerà, qualcuna verrà, come dice lei, nanizzata e quindi non darà problema, diciamo, di luce alle nostre coltivazioni. Ma qualora alcune erbe vadano a invadere lo spazio dove abbiamo i nostri ortaggi, come ci si comporta? E poi l'altra domanda, forse un po' collegata, è questa. Quali altre operazioni si fanno? Cioè, la pacciamatura, cioè quelle famose ore lavoro, no? Oltre al trapianto, alla semina e alla pacciamatura, alla irrigazione all'inizio,
quale sia qualcos'altro. Dunque, allora, per quanto riguarda l'erba che cresce attraverso la pacciamatura, considera ci sono due fasi. Quella iniziale, in cui l'erba è stata schiacciata, ma è quella che c'era prima, che tu facessi la prima volta la pacciamatura. Quindi tenderà a rialzarsi, perché ha una forza che si è costituita quando la pacciamatura a tenerla a bada nella sua crescita non c'era. Okay? Quindi il primo anno, obiettivamente, ci vuole un po' di lavoro. Io faccio così di solito il primo anno quando inizio un orto nuovo, alzo la pacciamatura e la rimetto sopra, quindi ognuno può farlo come vuole, con un forcone, può farlo a mano, eccetera. Non aggiungo altra pacciamatura sull'erba, cioè non la rischiaccio sopra la pacciamatura di prima, altrimenti alla fine avrei una pacciamatura di 1 metro, va bene? Quindi poi cosa succede? Quando le piante hanno poca luce, cioè il seme che arriva dopo, cioè con la pacciamatura già presente, nasce in uno stato di carenza di luce e di aria. Cosa fanno le piante quando sono in difficoltà? Si inanizzano, si brachizzano. Ci sono degli ormoni, che sono le gibberelline in particolare della famiglia, che sono proprio preposti a nanizzare le piante, cioè ad accorciare gli internodi sostanzialmente della crescita delle piante erbacee. Quindi le erbe che crescono in seguito sono erbe brachizzate e non solo, ma siccome cercano comunque la luce, sono soggette ad un fenomeno di eziolatura, cioè un geotropismo che va a cercare la luce attraverso la trama, la trabeazione, diciamo, della pacciamatura. E quindi è leggermente più debole. Quando ti esce dall'erba basta che tu la schiacci e siccome le fibre non si sono formate forti, l'erba rimane schiacciata negli anni successivi. Quindi cresce più bassa perché nasce da sotto e si nanizza. Non so se è presente quando tu cammini per andare da casa tua, mettiamo dal cancellino al garage e cammini sempre nello stesso posto. Cioè lì ci sono le margherite che sono alte così. Dove tu non cammini ci sono le margherite alte 30 centimetri. Ecco, questo è esattamente perché è una reazione di brachizzazione dovuta appunto a degli ormoni che fanno, chi fa i bonsai lo sa bene, perché il pre-bonsai spontaneo che tu vai a cercare per fare i bonsai è dovuto a questo fenomeno di nanizzazione per sopravvivere. Ti fai piccolino per sopravvivere, capito? Quindi la gestione dell'erba poi è più semplice, e questa è la prima domanda. Poi mi hai fatto 2 domande. La seconda, invece, cosa si fa nell'orto? Si semina, si trapianta, si raccoglie, si dà un po' d'acqua quando ragionevolmente, soprattutto all'inizio, le piante stanno soffrendo, si gestisce l'erba facendo in modo che non cresca di più rispetto alle piante coltivate e poi non mi viene in mente niente altro. Si sfalcia l'erba. Io ho riscoperto la falce fienaia, il fer, cioè era talmente diffusa prima che la chiamavano il ferro per antonomasia. Allora ci sono dei calcoli fatti recentemente, no, sulla sostituzione del lavoro manuale rispetto al lavoro meccanico. Cioè una persona con una falce fienaia di quelle di legno di una volta lunghe 1 metro, 1,20 m, per fare 1 ettaro di terra, cioè se tu consideri che non ci sono tutte le calorie consumate per la costruzione e la manutenzione del trattore e lo smaltimento, addirittura impiega meno di un trattore. Cioè il fatto che impieghi di più è apparente, ma in realtà le ore necessarie per costruire il trattore, per mantenerlo, per salvarsi dall'inquinamento e per rottamarlo e pensa ai pneumatici di un trattore, quelli resteranno, quando tutto sarà finito, l'umanità non ci sarà più, resteranno solo pneumatici per 10.000 anni. Quello che resterà di noi saranno le gomme dei trattori e delle automobili. Quindi la riscoperta della falciatura manuale diventa un esercizio fisico meraviglioso, guarda, dignitoso, bello, dritto. L'ergonomia del lavoro va riscoperta. Per cui falciamo l'erba e mettiamola nel campo, perché è lì che deve stare. Mi sono sempre fatta Forse... una
Forse c'era una domanda di... Aspetta, allora no, ci vuole un moderatore che io non riesco a vedere. Scusa. Ah, ecco. Per il discorso dei semi nanizzati, quelli che vengono a spuntare poi. Però io mi immagino che nel mio terreno ci sono milioni di semi che sono lì da molto tempo e cioè quei pochi che verranno quest'anno con la pacciamatura, in realtà ci sono anche tutti quelli che non sono stati, che non sono stati nanizzati. Ma da dove? No, come no? Scusa, nascono da sotto la pacciamatura. Ma se sono semi caduti 10 anni fa? Appunto. E perché non sono nati nel frattempo? Perché non c'erano le condizioni, aspettavano che ci fossero le condizioni. Quando tu fai la pacciamatura, che è una cosa che in natura esiste, perché esiste il sottobosco e nella prateria esistono le erbe morte l'anno prima, quindi la pacciamatura esiste in natura. Quando tu ricrei una situazione naturale, quei semi sentono il via, cioè umidità costante, calore costante, e crescono. Ma cosa trovano? Trovano la pacciamatura e quindi crescono nanizzati. Mentre invece in una prateria il seme cade sopra la pacciamatura, quindi fa le radici nella pacciamatura, ma il germoglio è già all'aria aperta e quindi quella festuca, quella pianta che sta crescendo, crescerà al massimo della sua forza. Nell'orto il seme nasce da sotto la pacciamatura. Quando tu metti un seme di zucchina o un seme di spinaci o di bietola, ti fai il nido, metti il seme e avvicini la pacciamatura senza coprire il seme, in modo che il seme appena cresce è avvantaggiato rispetto ai semi dell'erba che stanno sotto la pacciamatura. Ti puoi alzare in piedi e parlare con voce stentorea? Per quanto riguarda i tutori, che tipo di tutori utilizza nell'orto? Allora, io utilizzo tutori naturali. I tutori naturali sono quelli che trovano le piante rampicanti. Cioè, un fagiolo che fosse nato ai margini di un bosco avrebbe trovato una pianta ramificata sulla quale si sarebbe attaccato. Quindi se io invece metto una rete a rettangoli di plastica, lui continua a crescere fino a quando non trova quello che cercava, cioè una ramificazione secondo i frattali, perché in natura tutto cresce secondo i frattali, no? La legge del Fibonacci, no? Eccetera, la regola aurea e via di seguito. Quindi si svuota sotto e produce soltanto in cima, quindi io ho perso una parte di zona produttiva della pianta di piselli, di fagioli, di piante cetrioli, quello che vogliamo. Quindi io metto dei rami piantati per terra, prendo dei rami caduti dal bosco, se faccio la potatura degli olivi uso anche i rami degli olivi, o dei frutti, va bene? Io cerco di non potare i frutti, a parte l'olivo. I frutti creo le condizioni per non potarli, però siccome molti li potano prendo i rami e li pianto in filare e il fagiolo, chi per lui, trova subito una conformazione del tutore che lo rende produttivo nell'immediato. Quindi la canna di bambù va benissimo con... Esatto. Sono reduce da una bella coltivazione di 2000 metri quadrati dove hanno usato la canna di bambù con i rami. Lasciando i rami, naturalmente, una canna di bambù lasciando i rami, non pelata. Sì, volevo chiedere, forse esula un po' dall'orto. Nei nostri prati, quando ero bambina, ricordo addirittura facevamo le foto con le farfalle nel prato, 1000 fiori. Essendo i miei nonni contadini, ricordo che non falciavano mai l'erba fintanto che i fiori non avessero fatto i semi. Io chiedo, oggigiorno tantissime erbe, siccome mi curo e mi interesso di piante officinali, sono in estinzione o già estinte, anche perché io le vado a cercare che mi servono, eccetera. E volevo chiedere, non è il caso di che questi prati, anziché tagliare a tappeto come l'erba è alta pochi centimetri, di lasciarle il primo taglio affinché facciano i semi? Dopo il fiore, certo. Sì, allora le piante sono come delle madri coraggio, cioè quando hanno circuito linfatico, cioè quando sono verdi, arrivano a fare il fiore. Dopo il fiore fanno i semi, cioè fanno il frutto ovviamente che poi diventa
la gestazione del seme. Però, siccome il seme deve restare a disposizione del vento, a disposizione degli animali che passano in natura, a disposizione dell'acqua che ruscella, li porta altrove e via di seguito, la pianta, quando è già a fine vita, quando è già morta, tiene ancora a disposizione dell'ambiente i semi. Per farlo cattura carbonio dall'aria. Sapete, l'aria è composta da carbonio, ozono, ossigeno, azoto, idrogeno. La parte appunto carbonica viene trattenuta nelle fibre. Quindi la pianta da verde, quando c'erano le linfe, diventa giallina, marroncina, grigiastra, che è il colore della fibra che contiene carbonio. Quando è finito il processo di spargimento nell'ambiente dei semi, ma la pianta è già morta, i semi sono lì a disposizione, ma la pianta è già morta. La pianta viene rosa alla base, il vento la piega, la pioggia, la grandine, tutti i processi naturali, crittogamici, va bene, e si alletta e diventa una pacciamatura naturale. La pacciamatura naturale che protegge per l'appunto i semi, che dà la possibilità ai semi di crescere, cioè il seme si appoggia sull'erba morta negli anni precedenti e viene protetto da un velo sottilissimo che è la pianta morta nell'anno stesso, che è esattamente la stessa cosa che diceva lui prima, cioè rimetti la pacciamatura lasciando libero il punto dove hai messo il seme, lì ci metti giusto 1 millimetro di copertura e basta. In questo modo tutte le piante si possono riprodurre. Quando invece si va a fare il fieno, prima che i semi si siano formati e siano germinativi, perché si vuol dare il fieno come foraggio agli animali degli allevamenti, noi distruggiamo tutte quelle piante che non si riproducono per via agamica, cioè senza l'intervento dei gameti, come le stoloniche, come non so, la gramigna, come quelle piante che appunto hanno la loro capacità riproduttiva altrove rispetto che nel seme nato dal frutto, nato dal fiore. E questo è il processo che dicevi prima. Quindi la necessità di avere foraggio per gli allevamenti sta distruggendo e sta portando all'estinzione migliaia di varietà. Sì, infatti, volevo anche chiedere, qui siamo nella zona del Prosecco e sono tutti bei prati rasati e soprattutto sotto le viti. E per fortuna adesso sembra che questo glifosato sia messo al bando, non si sa fino a che punto, e volevo chiedere un'altra cosa. Io ho notato che lasciando sotto le viti l'erba che cresce spontaneamente e soprattutto ortiche e altre erbe, c'è un ecosistema che gli insetti si autodistruggono oppure si contengono. Esatto, e non salgono sulle viti. Io ricordo che iroravano 2 volte l'anno, 3 le viti. Adesso sembra che sia tutto dovuto a questi nuovi insetti, eccetera. Ma a mio avviso, non so, sarà anche dovuto al fatto che c'è questa esagerazione di falciare, di distruggere sotto le viti che a mio avviso proteggeva. Beh, io sarei per una deprosecchizzazione del territorio, magari non totale, però insomma un pochino più ragionevole l'uso del territorio rispetto, perché la coltivazione della vite è una coltivazione completamente innaturale. Cioè il filare di per sé è già un qualcosa che ti dà l'idea. Una volta le viti venivano fatte arrampicare sugli aceri, ad esempio campestri, o su piante come l'olmo, come il gelso e via di seguito. Quindi questa modalità non è agricoltura, è industria, quindi non ha niente a che vedere con la natura. Se non poti e non fai trattamenti, una vite muore e non produce. Quindi per quanto tu possa fare una viticoltura, resta una viticoltura. Sì. Allora, non so, siamo a fine serata. Se volete una firma sul libro, io rimango ancora qui a disposizione. Allora, ringraziamo Giancarlo
Grazie per la bellissima serata. Magari noi ci facciamo un pensierino, speriamo di averlo qui di nuovo a primavera, che ne dici, un paio di giorni, qualche orto, eccetera. Sì, fa dei corsi, quindi... Sì, non tanti, ma insomma... Ma chissà che riesca a inserire anche la nostra zona. E quindi nell'eventualità, se qualcuno fosse interessato, magari lascia il numero di telefono a Regina. Ora vi ricordo che ci sono ancora un po' di libri, vi ringrazio e vi aspetto tutti, a parte le conferenze Extra 13, per la conferenza del 10° compleanno di Salus Bellatrix, il 13 dicembre. Grazie.